Quello che sta succedendo è veramente un peccato, anche perché soprattutto sull'estero, ma anche in Italia, avevamo e ci sono dei lavori, però non si capisce se c'è la volontà vera di portarli avanti, di portare avanti un discorso imprenditoriale, di fare impresa. A parlare è un ingegnere che in Coge riveste il medesimo ruolo ricoperto nella vecchia Mantovani, cioè quello di direttore commerciale per l'estero. Il suo racconto è sintomatico del dramma che si sta consumando da mesi. Tutti i cantieri aperti in Romania, Albania, Irlanda, nelle potenzialità sia della vecchia Mantovani che di Coge, sono abbandonati. E quindi il vero dramma non è quello che può accadere adesso, ma quanto potrà accadere nel futuro. Per questo stamani è andato in scena un nuovo presidio dei lavoratori di 4 ore all'ingresso del terminal passeggeri di Fusina. Intanto rivendichiamo le retribuzioni perché i lavoratori ne hanno bisogno. Stiamo chiedendo un tavolo all'unità di crisi per far sì che la Mantovani, o meglio chi è subentrato alla Coge Mantovani, garantisca dei nuovi cantieri per dare occupazione a 90 famiglie del nostro territorio. 3 mensilità arretrate, 4 con la 13ª, una situazione insostenibile che preoccupa. Da quando è iniziato già ad agosto l'affitto a ramo d'azienda e questa Coge Mantovani, le promesse sono state tante ma i fatti sono stati veramente pochi e c'è il futuro dei lavoratori per quanto riguarda le retribuzioni ma anche il futuro del lavoro che ci preoccupa. Erano 116 lavoratori, oggi sono 85. Chi è andato via ha tentato il ricollocamento per garantirsi un futuro migliore. All'azienda si chiedono fatti, alla Regione la convocazione di un tavolo sul lavoro. Invieremo una richiesta di convocazione all'unità di crisi e lì formalizzeremo le nostre richieste, ovviamente il pagamento degli stipendi e noi in quel tavolo chiederemo un piano industriale perché abbiamo bisogno di capire quale sarà il futuro per questi 85 dipendenti. In attesa di risposte i lavoratori sono costretti a rinunce perché far quadrare i conti senza stipendio comincia ad essere complicato. Bollette arrivano ogni giorno o uno deve saldarle. Noi non abbiamo stipendi già da Natale, come possiamo andare avanti? Vivi alla giornata. Non è facile per chi ha una famiglia, per chi ha degli impegni, come tutti, insomma, il mutuo e le spese per andare al lavoro, perché oltretutto molti di noi vengono da fuori, non è che siamo tutti padovani, e dunque tutto è complicato. Bisogna capire qual è la filosofia finale, bisogna capire fino a che punto c'è un accordo o no tra la vecchia Mantovani e la nuova Coge, bisogna capire qual è lo scopo di questo affitto da ramo d'azienda. Credo che alla fine chi ci rimetta sempre sono i lavoratori come noi.